Questa mattina abbiamo ricevuto una telefonata con questa triste notizia. Hanno nuovamente danneggiato la marna di Punta Bianca. Non è la prima volta che accade, ma adesso bisogna dire basta. Il sindaco e la prefettura debbono autorizzare una telecamera, la zona deve essere controllata e la regione siciliana deve finalmente emettere il decreto di istituzione della riserva naturale di Punta Bianca. Adesso è arrivato il momento di dire basta.